Bene, da Mestre siamo ritornati in provincia di Verona, ad Ospedaletto di Pescantina, e siamo appunto in compagnia con Marcella Alberini della fattoria Casa Mia. Signora Alberini, il vostro è è il primo agrinido in Italia. Ci vuole spiegare questa esperienza che è assolutamente unica? Beh sì, di fatto è appunto un'azienda agricola che ha aperto le sue porte per bambini molto piccoli, bambini da 9 a 36 mesi. Per cui sì, ci onorano di questo nome, Agrinido, primo in Italia, insomma ne siamo onorati ed è una bellissima esperienza che nasce appunto da una mia predisposizione, quindi da un'apertura sostanzialmente di questa azienda come Tagsmutter, quindi dall'ospitare inizialmente appunto bambini, pochi bambini, insieme appunto avvenuti insieme un po' alla crescita di mia figlia. Da lì abbiamo proprio capito che il componente natura e prima infanzia bambini era veramente un connubio perfetto. E da Senta, lì abbiamo iniziato tutto un iter, soprattutto mio marito ha seguito tutta la parte proprio burocratica anche per realizzare un servizio della prima infanzia appunto in un'azienda agricola. sì. Quali sono i punti qualificanti, o meglio, che cosa vede nei bambini che frequentano il suo agrinido di diverso rispetto ai bambini di un nido comune? Beh, innanzitutto qui si cerca di abbassare anche quello che è un po' il ritmo che purtroppo le famiglie al giorno d'oggi vivono, insomma, ritmi molto veloci. Il bambino arriva qui inizialmente magari anche un po' agitato perché alla mattina i preparativi sono sempre molto veloci, però semplicemente affrontando una passeggiata o comunque andando in giardino, proponendo delle attività comunque che investono l'azienda agricola, vediamo già che il bambino tende veramente a calmarsi e a recuperare quasi un suo equilibrio naturale, possiamo chiamarlo. È molto molto bello vedere questa cosa e le famiglie apprezzano molto appunto tutto questo stile un po', anche se vogliamo, di una volta, che viene un po' recuperato. Benissimo, oggi appunto avete aderito naturalmente alle fattorie didattiche, alla giornata dedicata alle fattorie didattiche aperte. E come sta andando la giornata e qual è la sua impressione rispetto a questa nuova edizione? Noi siamo veramente soddisfatti quest'anno perché la regione veramente ci ha stupito, nel senso non stupito, però ci ha veramente supportato facendo tantissima pubblicità, reclamizzando tantissimo questo evento. Abbiamo avuto un sacco di telefonate tutta settimana, ma anche da 15 giorni a questa parte, anche oggi, cioè la risposta delle famiglie è veramente di credere in questi progetti. Vediamo che la tendenza proprio è di ritornare nella natura, chiedono molto degli animali, comunque anche delle merende cosiddette, insomma, e sicuramente sane che trovano in una fattoria rispetto, insomma, ad altri posti, ecco. Quindi la vostra esperienza serve naturalmente anche a creare quel connubio che la stessa Regione Veneto si pone come obiettivo, che è quello della conoscenza attraverso l'agricoltura del territorio e ovviamente una qualità accresciuta della vita, anche della vita proprio dei più piccoli. Sì, sicuramente le famiglie al giorno d'oggi ricercano questo, io credo soprattutto nei fine settimana quando c'è la possibilità, veramente le famiglie si muovono per andare nelle fattorie, nelle aziende, ma anche semplicemente dove ci sono spazi, occasione anche di andare a prendere proprio le cose che utilizziamo per il menù dei bambini, anche in Lessinia, e vediamo che anche nelle malghe c'è tantissima affluenza, cioè sta veramente crescendo questa voglia delle famiglie di ritornare a un benessere e alla natura. Proprio direi che siamo proprio in questa fase con le famiglie, io lo vedo tutti i giorni perché proprio le mamme mi chiedono tantissimi consigli dove comunque prendere determinati prodotti e puntano anche loro molto sul territorio, sulla filiera corta, stanno proprio capendo anche le terminologie e cercando anche loro di comprare in questo modo. Per me è importantissimo in questo momento. E ringraziamo Marcella Alberini per questo impegno, per la sua attività. Noi ci spostiamo da Ospedaletto di Pescantina a Sona, linea allo studio.